sono dei tempi più lunghi per quanto riguarda la gestione di questo importante passaggio. Ricordo a tutti che dal punto di vista istituzionale siamo davanti a una grandissima rivoluzione e sarà un grande esempio per tutto il resto del nostro Paese, quindi deve essere portato avanti con grande attenzione e con grande capacità. Insomma, si tratta di tempi tecnici necessari per rendere il documento sull'autonomia del Veneto completo. Così l'onorevole Pentastellato d'Inca, dopo le parole del ministro Stefani, ma assicura il deputato, l'autonomia si farà. Sono convinto che nell'accordo di governo abbiamo firmato di portare avanti l'autonomia del Veneto e della Lombardia e questo verrà fatto. Convinzione supportata dai fatti perché, aggiunge D'Inca, Movimento 5 Stelle e Lega appena 8 giorni fa hanno votato un parere vincolante nella nota di aggiornamento al DEF. Nell'ultima nota di aggiornamento al DEF, all'interno dei pareri con cui si chiedeva appunto al governo di procedere su alcune linee guida, vi è il fatto che possa essere gestita al meglio in tempi brevi l'autonomia della Lombardia e del Veneto. Quindi sicuramente non è il Movimento 5 Stelle che sta mettendo ostacoli. È la prima volta in Italia che si fa questo iter per l'autonomia di una regione, continua D'Inca. Ci vuole quindi più tempo. Era difficile poter concludere tutto entro un anno e poi non dimentichiamo, sottolinea il deputato, che i ministeri ora sono impegnati anche sul fronte legge di bilancio. E a chi teme un ulteriore ritardo, il deputato Pentastellato risponde così. Non credo che sia il mese di differenza che possa in qualche maniera portare un ritardo o meno all'iter per l'autonomia. Io sono convinto che nel breve periodo riusciremo ad avere un'ottima gestione di queste materie che verranno date alla Regione Veneto.